Signori, buongiorno a tutti e benvenuti. Penso che senza microfono andiamo, l'altra volta senza microfono, insomma è la cosa migliore. Ci presentiamo brevemente, parecchi di voi già conoscono la nostra realtà, Napolitanata, una piccola sala dove dal 2017 si fa canzone napoletana e tutte le sue peculiarità, quindi innanzitutto musica dal vivo con dei concerti serali, si fanno attività di formazione, si fanno mostre, si fanno delle conferenze, si fanno delle riflessioni, dialoghi sulla canzone napoletana e i suoi dintorni. Quindi questo è anche il titolo della rassegna che abbiamo presentato lo scorso ottobre, Napolitanata insieme a Libreria Neapolis di Anna Maria Cirillo, Napolitanata rappresentata da me e da Pasquale. Canzone napoletana e dintorni, quindi una serie di presentazioni, di riflessioni, di dialoghi, di proiezioni intorno alla canzone napoletana. Perché quell'intorno? Perché abbiamo voluto appunto delineare anche bene la cronologia, l'arco temporale, il contesto in cui ci muoviamo, non solo la canzone napoletana classica in senso stretto, quindi fine 800, i primi anni 20-30 del Novecento, ma anche tutti i suoi dintorni sia cronologici sia tematici, contestuali. E la mattina, questa qua che ci apprestiamo appunto a vivere, è proprio uno di quei dintorni, perché Eugenio Praiola è questa figura, Antonio ce lo concedi, mitologica, no? Che ha attraversato il secolo, appunto il Novecento, e è partito inevitabilmente da quella che era l'eredità della canzone napoletana per lasciarci appunto un'eredità immensa, a volte attribuita, a volte non attribuita, a volte attribuita in maniera dubbiosa, e quindi da qui mi voglio legare soprattutto a un brano che noi seguiamo sempre durante i nostri concerti, che si chiama A Novella, che è stata una delle prime curiosità che ho sottoposto ad Antonio. Certo, ma A Novella è di papà, viene attribuita al papà, ma ecco non ne siamo certi. Altri sicuramente poi frammenti, brani che vengono legati alla figura di Eugenio Praiola sono le rime finali di Tamuriata Nera, per dire la cosa più mainstream che sicuramente è più conosciuta da tutti. Di questo ce ne parleranno in maniera più approfondita Salvatore ed Antonio, che vi presento. Salvatore Architravo, e Antonio Praiola. Salvatore Architravo è un amico, uno studioso della canzone napoletana, e qualche mese fa appunto ci sentimmo su WhatsApp perché noi già ci conoscevamo. Quando scoprì la pubblicazione di questo documentario ne fui entusiasta e gli anticipai la volontà di proiettarlo anche a Napolitanata, quindi stamattina non facciamo una prime, ecco, non è la prima volta che viene proiettato nel mondo questo documentario perché sta su YouTube, quindi se vi collegate lo trovate. Ma abbiamo voluto attraverso il documentario appunto dare il là poi a una piccola chiacchierata che faremo con loro. Il documentario appunto è opera di Salvatore con la sua regia, e in cui il protagonista inevitabilmente è Antonio. Quindi Antonio Praiola è figlio di Eugenio, porta avanti questa eredità, lo fa ancora oggi, e chiuderemo la nostra mattinata con anche qualche intervento musicale non provato, improvvisato, perché nello spirito appunto del repertorio di quello che andiamo ad eseguire. Quindi come scandiamo i nostri momenti? Il documentario dura circa una mezz'oretta, poi se volete lo interrompiamo, lo riprendiamo oppure lo vediamo tutto di fila, chiacchieriamo brevemente con Salvatore, con Antonio, e poi chiudiamo con un piccolo momento musicale con Antonio. E voglio lasciare la parola a Buongiorno a tutti, sono Anna Maria di Libreria Neapolis, ringrazio sempre tutti quelli che accolgono il mio invito, ma oggi sarà una mattinata interessante proprio per tutto quello che ha detto Mimmo, in qualche modo la riscoperta di questo personaggio mitico, un po' macchiettista, un po' cantautore, che in qualche modo si lega anche inevitabilmente, per quello che diceva Mimmo, forse un po' alla tradizione del conto, no? Queste storie che nascono da una tradizione orale, magari antichissima, che fanno parte del nostro patrimonio culturale in maniera così intrinseca, e poi all'improvviso esplodono. Quindi questa mi sembra una cosa veramente molto interessante, e pare anche che non debba mai finire, questa ovviamente è la mia gioia. Mi fermo qui perché avrete poi modo di ascoltare, per chi non conoscesse il personaggio. Io lo ricordo benissimo, ero giovane, anni 80, abito in provincia, prendevo il pullman, allora c'era lo stazionamento per i pullman che portavano in provincia a Porta Capuana, e c'era questo personaggio che peraltro noi assolutamente ignoranti sfottevamo, prendevamo in giro perché era un personaggio anomalo, che
stava lì, cantava, faceva macchiette, Lazzi, Frizzi, salivano i pullman e accompagnava come dire, i passeggeri lungo il percorso con queste macchiette, chiamiamole così in maniera molto limitativa però, e ovviamente dietro piccolo compenso, e allietava appunto questo percorso che sembrava avventuroso verso la provincia. Chi alla mia età ricorda in che modo si viaggiasse allora in questi pullman che venivano chiamate carovane, cioè non in maniera diciamo esagerata. Io vi ringrazio, vi lascio all'ascolto di Antonio la visione del documentario di Salvatore e ci sentiamo dopo. Grazie. Poi lui è Pasquale Cirillo, è colui che insieme a me ha creato Napolitanana, e lui avrà voce, tra virgolette, con la musica, con un esperimento quindi che ci apprestiamo a fare, l'abbiamo deciso in questo momento, con Antonio che ci dirà come accompagnare. Quindi Pasquale. Maestro, mi affido a voi. Quindi buona visione. Grazie. E allora, giusto una chiacchierata con loro e poi lasciamo Antonio farci ascoltare qualcosa di quello che ci ha accennato magari nel video. E io direi più di lasciare spazio alle domande, perché immagino possano essere tantissime, quindi la prima magari la faccio io a Salvatore. Salvatore, come nasce l'idea? Tu che chiaramente sei vicino al repertorio della canzone napoletana per motivi di famiglia, ecco, tuo nonno è Mario Trevi, quindi anche un altro repertorio, un altro periodo della canzone napoletana, quindi la mia curiosità innanzitutto è da dove nasce questa idea e di avvicinarti alla figura di Eugenio. Allora, si sente? Vai, usa. Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per essere qui. Allora, l'idea, innanzitutto io sono un figlio di Giuliano, sono nato a Napoli, però abito a Giuliano ormai da tutta la vita. E chi abita a Giuliano non può non aver incrociato Cucciariello alias Eugenio Ghellenti, perché è una figura che ha fatto parte per mezzo secolo della provincia. E i primi ricordi sono proprio di nonno Mario, che lui lo incontrava sui tram quando andava a Napoli, e quindi questo inizio è nato proprio dalla famiglia. Poi una decina d'anni fa nacque in me questo desiderio di raccontare questo personaggio che non è tanto citato, anche se ha lasciato tanto. E nel corso del tempo ho avuto la grande fortuna poi di trovare una testimonianza diretta che è Antonio, quindi io non ho fatto altro che mettere a disposizione quelle mie piccole capacità tecniche per dare voce ad Antonio, non ho fatto nient'altro. La testimonianza vera è lui, perché lui è gli occhi del padre in questo lavoro, perché l'ha seguito, lo ha accompagnato fino all'ultimo momento. Quindi c'era bisogno, secondo me, di fare qualcosa per Eugenio Ghellenti, soprattutto dopo 35 anni dalla scomparsa. E mi auguro che si faccia sempre tanto e altro, pure meglio che questo. Quindi speriamo bene. Cucciariello deve vivere sempre nei nostri ricordi e anche nelle nostre azioni, perché qua stanno sempre i ricordi e buonanotte, invece stanno a fatti. Quindi questo è il mio pensiero. Bravo.
Voglio ringraziare tutti che siete venuti stasera, oggi, stamattina. Mi fa piacere, io sono abituato sempre alla sera, perciò sto dicendo stasera. Mi ha fatto piacere che voi non mi aspettavo che conoscevano tutti quanti a papà, mi ha creduto. Ha detto, ma a Napoli mica conoscevo qualcuno, usava qualcuno no. Invece vedo che papà era un personaggio che conoscevo, volevano bene tutto quanto. Era una persona, mi dà a credere, io ero piccolino, avevo 15 anni, 16 anni, c'avevo 50 lire, 30 lire in sacco, ci ho accattato 3 sigarette. Dicevo vicino a noi, vai giù, lo voglio bene, non faccio ti voglio un malamente. Che lo sai, vai 50 lire per sigaretta, scendi me la metti in sacco. Io mi saccio a buscare, però è necessario che non pigliate in mala strada. Sono con me, non siete d'accordo. Signori miei, faceva la verità, chi lo faceva bene, pure il prete mi savi, si vedevano mendicando intero, no? Era capace di tenere 50 lire in sacco, ci vedeva 30 e 20 si metteva in sacco. E io l'ho visto. La sera arrivava in da cantina, aspettavano tutta la gente che è lì, perché facevano i fregature, poi faticavano, non faticavano, e aspettavano tutto a papà. Ma noi papà un mezzo litro di vino costava 70 lire, non scordo mai, io avevo a pigliare, stesso quando mi avevo a pigliare, aspettavano, è venuta mezzo litro di vino, mezzo chilo, aspettavano, perché poi non tenevano i soldi, non faticavano, però io avevo a pigliare, sapete perché avevo a pigliare la sera? Mamma diceva, alle 7:30 e l'8 parte deve la pigliare. Io mi mettevo sotto roccia, il Senato. Tutti i sera si deve sempre fatta. Però ricevi e i giorni però non devi farsi nisce. Signore, mi metteva un'acca, è Natale, no? Però mi mettevo sotto roccia e me ne pure in mano in sacca. E mi pigliava a 100 lire, 200 lire. Un giorno, una mattina, si arretrava e si faceva la borsetta, faceva un farzolette, metteva tutti i soldi spicciolati in 100 lire, 20 lire. Poi io volete che si metteva tutti i belli soldi là, dice, ti mostro stasera mangiare cucca vicino a papà. Dice, mamma, perché non viene una cosa? Dice, ti ma fa cucca vicino a papà, che ne sanno poco rippeto. E poi, fallo così, e mi mette a cucca vicino a papà. A notte, si attaccava, vicino ho fatto suoi. Ah no, mi faceva andare su papà, non mi scordo mai. Ah no, ti manava la mano, perché non si portavano più quelle mutande lunghe con 3 bottoni lana, e ti spunta prima i bottoni, già mi amore, in musica, invece la mattina quando ce lo vai di soldi, che te si fa, noi un bagno non tenevano dentro, tenevano fuori, di bagno, voi avete capito che io un bagno. La mattina quando si sveglia papà, la prima cosa è también di soldi, ci metteva tra tutti i frati, non faccio un chi è stato? Suggetto a pigliare con mamma. E ci dice, no mamma, la prossima volta ma mi mecca. Mi scordo, sono fatti che non mi scordo mai. E ben ci mette a ricci perché si ci diceva. Proprio succedeva pure. Non ho fatto la giornata, io feci 13, però cominciai io. Pigliai facevo nutrici, ci pagai 2 risultati. E teneva la mozzarella e cominciai in Coppa X. Gioco Perugia-Napoli, non mi scordo mai, fece 1-1, io ho cominciato X. Papà ci ha fatto tutto, ci ha detto a tutta la gente lì giocò. In tutti i modi stava la domenica sportiva, tutta la gente lì direttamente al palazzo, ma racconto, papà, poi a Davide Salmone non voglio fare niente, ci volete tanto poco, io sapevo fatto, ma sì, la domenica sportiva certo che ha scelto 22-23 milioni tanto. Oh mamma mia, papà l'ho detto via, ti ha pigliato i dolci, a mazzare le bottiglie di massa, e poi facevi vicino ai frati miei, papà non pigliare tutta questa roba, guarda ma, siamo ricchi, 5 milioni da macchieri, 5 milioni che la da solo, chi se ce l'ha milioni, in danno tutto, ma che dormì, ma chiamava, se mi dormì, chiamava mio fratello a scala, che ma lui non si sa per me qualcosa, che ha fatto 13 ma non ti preoccupare, ma la banca mettiamo che sa chi, che ci sta scoglio, ci fatto niente, ci cominciato, va bene, mamma, papà, tu sei diventato lì, chi sta a un po', papà, va bene, datemi un bicchierino di massa, non ce la faccio, ci sono. Ha già fatto un brusso a casa mia per papà, non me lo posso mai scordare. Grazie. Questo è un aneddoto. Grazie. Lascerei a voi la possibilità di fare qualche domanda o a Salvatore o a Antonio.
Qualche domanda? Qualche curiosità? Sì, allora l'invito sia Gianni, sicuramente ci può dare anche Simona Frasca, quindi sicuramente è vicina. Io sono una allora, innanzitutto mi alzo che non vedo. Io avevo visto il documentario quando, diciamo, qualche giorno dopo che l'avete messo su YouTube, mi sa, stavo cercando delle cose, quindi avevo visto già il documentario che è davvero molto, molto bello, insomma, e arricchisce moltissimo la conoscenza di Eugenio Millet. E quindi ho l'occasione di complimentarmi con voi direttamente stamattina. C'ho una curiosità, perché Eugenio nasce in Brasile, no? Ma voi ci avete qualche ricordo? Cioè, vostro padre vi raccontava qualcosa del periodo? Non l'ho venuto bene in Italia? No, mi raccontava solo lui quando sei in nazionale che si fa il Brasile, c'è il Brasile per l'Italia. Dice con me, no, prima il Brasile e poi l'Italia, perché chi poteva internet quando l'amo, sai, Buenos Aires, gli stati di Janeiro, teneva la famiglia sparsa l'amo, dicevi io tipo sempre il Brasile e dopo l'Italia, però per Giuliano ci tenevi, si faceva il Ciro per Giuliano, Cioè si sentiva giulianese, no? Sì. Ma che c'è qualcosa? C'è qualche domanda, se non è un'altra io pure per Salvatore. Quindi a Salvatore volevo chiedere, forse l'abbiamo notato tutti, no? Di come è fatto bene il documentario proprio dal punto di vista narrativo. Quindi immagino che anche le riprese non abbiano seguito perfettamente questa sequenza, ma poi tu hai perfettamente È stato difficilissimo lavorare con Antonio, perché scrive una cosa e ne ha diventati 3. Quindi Perché cosa... perché il film diceva Gaspari, chi là, e noi ci cagnolli che Berlusconi proprio. no, ma anche Antonio, questa è l'inquadratura, tu fammi vedere i movimenti, sì, non ti preoccupare, e andavano tutta la cosa. Infatti a Pimc alla fine io sono andato nel panico perché non c'era la pigliaia telecamere per seguirlo, perché non c'era questa non c'erano questi movimenti. Però che stia Praione. Qualche altra domanda? Passiamo al momento più atteso, ancora più atteso, quindi il momento per formare. Ok, allora siamo pronti? Siamo pronti. L'unica un approfondimento su Totò, perché quando ci siamo visti qualche giorno fa, lui la cena nel video lo dice ad Anzio. Poi faccio vedere a papà dove qua, aspetta. Vai. Chi sarà papà? Era papà questo. Siamo pronti? Sì, dicevo, quando quello che hai raccontato qualche giorno fa riguardo a Totò, che accenni nel video, poi di persona mi hai detto ancora più dettagli, proprio delle cose molto interessanti, che stavate a pranzo, no? A cena, quindi se lo racconti penso possa farti. Era una cosa troppo bella per Totò, mi contava sempre che diceva Totò era un principe, ma era un principe di coro. Mi dai figurare, morì un fratello, no? Morì un fratello di mio padre, non ci aiuta mai noto. Morì Totò, si faceva aiutare sì, veniva fuori, si metteva ancora, faceva mamma. Ma che c'è è morto frate negli anni 80, è morto chissà che era un grande uomo, era un grande macchiagneve, tutti i seri faceva che poi ogni lunedì mattina andava al cimitero, faceva la prima entrata la faceva al cimitero da Totò, tutti i lunedì, e poi andava a lavorare. Erano proprio, c'era 7 proprio in tuo cuore Totò, per una giornata che l'avevo visto, una giornata. Totò forse ci sarà pure dispiaciuto quando è fatto proprio sentire. Poi ha fatto così con Raffaele Viviani, io sono stato con la famiglia con Raffaele Viviani, la moglie, tutti i figli, gli va impazzire per papà. Gli disse una cosa una volta quando se ne doveva, certo Eugenio, come scrivi tu, scrivi meglio di me. Raffaele Viviani, mi dice, capite Raffaele Viviani chi è? È un grande. Dice, vicino a papà tu scrivi meglio tu che io. Teneva la quinta elementare, sto parlando l'anno fa, ma quello era un professore, teneva una calligrafia, ma che bella, io tengo ancora
tutti mi hanno fatto su iscritti a casa, tengo tanti, ma sai proprio, su che le cose che scrivessi, ma non so che ne ha scritto, non so, che parecchie cose non le so, ne saccio proprio, ne saccio proprio parecchie cose so, perché l'ha fatto parecchi anni fa. Ok? Antonio, una cosa ti vorrei Sì. chiedere. Ho visto che viene citato il professore Rossi. Quelle del Cardarelli. Ci puoi raccontare qualcosa? Chi è questo professore Rossi? Perché viene citato in questo video? È perché mamma si ospitava al Cardarelli, teneva un diabete, mamma soffriva. Era una famiglia che la famiglia di mamma teneva un ristorante a Piazza Tripio, facevano piezzi di baccalà, e c'erano parecchi chi si caivano, murature, cose. E mamma ci piaceva un bicchierello di vino. Però non si voleva andare in composta, un bicchierello di vino si faceva. Era una famiglia che ci piaceva perché tenevano un ristorante, ecco. Io tenevo ospitale là, chi che conoscete a papà, certo voglio scrivere un libro, ecco, perché poi conoscete a papà. E mamma è stata per parecchi giorni al Cardarelli. E poi venire l'ultima, ha mantenuto il professore, ci stava detto diabete malamente. È una brutta esperienza, perché poi io ti trovo e papà, ce ne 7 anni e tu mi vedi tutto a posto, ci andiamo a fuggire, bella buona mamma, in là non avrete di più, ci te credo, non me lo dare, un mi dice che ti sei aiutato diabete, senza neanche pazienza, e là finì. E poi un mi che facette una cosa troppo bella, dice tutto, non teniamo manca una lì per mettere un piatto in coppa, mi raccomando, dice state zitti, non c'è niente, facciamo per prendere che è viva ancora, la mattina in auto blonda, e stanno, ci pare 100.000, lei dice non ti accompagnata alla casa, non mi sente niente, si chiama anche una legge, ci ha accompagnato fino alla casa mamma che era morta, certo se noi avevamo un sacco di soldi, che si è fatto, dottore, si è fatta una cosa bellissima. L'ultima cosa, vai. In una delle cose perché si parla che tuo padre si è accompagnato a un certo Buffo, Giovanni Buffo. E dovrei vedere la foto. Sì. C'è notizie riguardanti questo pezzo che sono i due E quella sta abitava, che non è morto Luis. E scendevano a coppia e tutti facevano una coppia. notizie anagrafiche. Ma però questo qua lo facevano quando andavano in piazza, venivano a fare festa fuori, per esempio a Frosinone, si tornava, era festa. Ma il nome e cognome di questo qua, detto Buffo, Si chiama Panico Giovanni. è il nome classico della Sì, e chi c'è una coppia tutti come Franco e Cicci, facevano i macetti. però detto Buffo non sapevo. Però papà sceva da solo, quando io a fare festa scevano, e mi ricordo, tenevano, sapete che le cose portano i tedeschi? Se uno a fianco al canale, come si chiama? A tre, come i tedeschi che stanno in 10, andavano 3 di loro, no? Da quelle cose là, se non scordo mai, non era che i fatti quelle cose. Si chiama Giovanni Buffo. Grazie. Prego. Un'ultima domanda, più che domanda, una riflessione che condivido con voi, anche alla presenza di amici, anche musicisti, cantanti, ecco, anche saluto Gianni e Patrizia, no? che si rappresentano un po' tutta la categoria. Quindi io credo che un po' il nostro dovere, quale può essere rispetto a un repertorio del genere, quello innanzitutto di ringraziare Antonio che continua a portarlo avanti. Quando stiamo parlando di Era de Maggio, non stiamo parlando di una casa editrice che ha pubblicato degli spartiti, no Simone? Quindi è un repertorio che appartiene all'oralità, seppur recente, paradossalmente, seppur qualcosa di estremamente recente, appartiene all'oralità. Quindi anche il documento che ci ha portato Salvatore fa sì che adesso sul web c'è qualcosa che sappiamo, anche se vogliamo trascrivere i versi, sappiamo come possiamo approcciare a Eugenio Ghelletto. Quindi l'obiettivo, lo sprone anche di una mattinata come questa può essere approfondire, ecco, questo tipo di lavoro che grazie ad Antonio possiamo continuare a fare. In più io, avendo l'occasione di avere Antonio a portata di mano, nel documentario sono state tagliate delle esibizioni, ma ottenevo sotto e l'ha già fatta faticare, quindi ci sono 12 o 13 esibizioni intere del repertorio di Praiolo, proprio come testimonianza di questi lavori del padre. Ovviamente
erano troppo lunghi per inserirli nel montaggio, però chi vuole vedere può andare su internet, anche perché su internet si mettono tante cose, troppe cose, quindi almeno queste cose qua possono servire come testimonianza per la memoria di un personaggio come Eugenio. Quindi ho colto l'occasione per fargli rilasciare questo materiale, però rendendolo pubblico alla portata di tutti. Aspetta, papà scrisse ora fiettere il film, no? E fece così, diceva: bella gente, io cantavo più per la giovinezza, che pulita a me mi sentivo una bellezza. Mo cantavo buongiorno tristezza, roba in monnezza, in terra rara pulezza. Lì si semeni razza, a merda che si incazza, l'Italia venne l'imbarazzo. Sanno manare le bombe, le misse, le razze, ma che le hanno tutte proprio matarazze. Voi rito veramente, rito in bacio a questo strumento. Che le sono cose commoventi, chi sta fanno venire fino al mondo seriamente, sciopera tutti i momenti. U 7:40 in coppa a Casarella, poi ce ne saglia bello scopo, saglia pro, saglia fin, ma chi le sono tutte una franca e ladrini, chi le pensano solo a roba i quadrini. Io mi ricordo pure prima, diceva nonno, per fare amore per una signorina, signore, io venivo a 3 mesi per la chitarra e con mandolino, con il padre a mamma vicino, non mancava una morte, mi vado avanti alla cantina. La mamma sta da lampadina, la figlia fammi appinare da cucina. Poi come marito, il primo bambino, la bottiglia con latte, il carrozzino, la gallina capa con me gallina. E femmine prima nascevano belle, signore, bacia da ne venire le perseguire, senza trucco. Invece mi immagino rosso di vitello, a pelle carne, a insalata, a spugliatelle, e fanno la faccia con guardarello. Invece le femmine oggi stanno chine di fette, come saltano dal letto, mettono in mano in da bruzzetta, o rimmel, o rossetto, scusate la frase poco corretta, si appuppano pure i vecchi petti. Poi vanno a parte i vascilicoli e là si vede un po' per la coscia o per l'icolo. I poveri giovani vanno in pericolo, però i giovani oggi vanno a fare la salta a baionetta, o tirare a bacchetta, vanno a trovare grillette e si scordano il ballerino con la netta. Però in un ballo la gente che stanno presente, perché con alcuni di voi ci studi potente per non parlare che lui malamente. Io parlo la gente che stanno a parte il benevento. Quando mi trovo a benevento, cagna commenta per non più stato presente. Però in questa sala stanno gente di cuore. O levano la bocca all'altro per sul strofo con loro. Un marito va a fatica fuori e la moglie dice a me una ragazza con solo. Stasera ti ha gestipato una bella polpetta e una bella abbracciata. Però quando sarà occasione e succede qualche discussione, la femmina va sempre stare ragione, ma può tenere la forza di sanzione. E a scienza di Guglielmo Marconi, vicino alle femmine diventiamo tutto proprio loro. È vero o no? E femmine quando sono belle, quando sono belle, annanzi al voce nostro faranno tanta santarella, invece sono tanta santocchia, a base che San Marino ne fanno all'anno ma la parrocchia, e si rubassero pure a San Giuliano in da parrocchia. Prima del matrimonio, signore, non dicono le parole, ma roba mi dà a credere, la vita non si muove. Lasciando gente sto, non ti voglio avvicinare. E femmine oggi si ci porta i quadrini e la porta a fare passeggiatina, vabbè, ti manda a San Martino. Signore miei, facciamo questo fatto, a Natale quest'anno mi sono dissocato per mia moglie, dopo 52 anni di matrimonio, per una parola che me l'ha capita, signore, un capitano non lo volete. I 100 toni per dispietto, un capitano voglio in doletto.
signore, non trovano bene un morto per scalare meglio la morte. Però ricette Carmelì, calmami un po', dare frascata perché ha preso troppo mezza annunziata. Signore, trovai morto e caga pagalato. Moglie mi c'è una minaccia, mi scipaia a sotto braccia, mi c'è buona moglie, vai in bacio. E non si bene questa minaccia, era letto un pugno in bacio. La moglie mi ha detto uno svenimento, uno scioglimento, e ha chiamato un dottore primario eccellente, che non dice potente scurte capo ciuccio, cavallo e chiumento. Però la moglie mi ha detto 29 e a 30 non si buono malamente. Però la moglie non era una badessa, non era una contessa. Però quando camminava la strada sapeva tutto quanto esso. Ma io non mi chiamava esso, mi chiamava la fede che tenevo in se stesso. Non mi necessitava a dire come hanno fesso. Grazie. E questo era Ordine del Femmina. Ho fatto pure a livello di femmina, ha scritto pure a livello di femmina. Quella performance è iniziata, senza pensare. Allora diceva, questa qua, il livello delle donne, qualcuno viene giovane, sentite per favore, faccia parlare di femmina, un broglia di fietta a loro. Mio padre per esempio, lui è bello figlio di te, un maschio e una femmina e buono so che bello. C'è qualche festo maschio, cerca la macchinina. Un figlio fa strepita, va trovando un motorino. Quando è stata caspata per mettere in mezzo ai guai, adoro sapone a povera, mi struga per passare. Poi parli di matrimonio, con la tu facci pazzo, lasciando la ruota, i mobili e perle pure pazzo. Se avete qualche giovane e la manna ammasciata, si ingiarata subito e fatta già apprettata. Suo padre va a dire, figlia mia, che se non va per noi, che le senza pagliaccia. Arronzo e se ne fu. Prima il matrimonio, non dice le parole, ma roba di tagline, la vita andrà sempre, lasciando certe storie, non ti voglio avvicinare e per regalare a l'ultima manna a San Martino. Si è preso fatto serio e per ogni speranza, a notte non può muovere, che fai male la panza, apre, a capo, lo stomaco, e l'uomo piano piano, lui si metto del mondo. Non ora 1000 mani e passa la storia sempre per una nottata sana e tu sei prevenuta lei da fare una bella cuccata troppo figliata di uomo che fa sono te funna bro pinna la pulla vota mezzo munna mettuccio trullantrici tutta santa nottata e tu sei prevenuta lei da fare una bella cuccata moglie è terribile è angusciosa e nato dice signore non può sentire miseria, poi trovano i soldi, la carne, io pesce. Io che sto a casa 13 km dallo stato napoletano e ho cacciato i soldi, la carne, io pesce in mano. Grazie. Maestro, però anche da là tutta la mia lì non ci sta, un poco. Tanto, indirizzaci tu, ti seguiamo. No, dico, ho fatto la Milina, nel senso solo una parte. Ah, da qua, dici. Sì. Era 100 metri. Adesso la facciamo tutta e poi facciamo il caio, perché ce la fa sempre. Allora, io e Gigino, che da bambini ci trattavamo come fratelli, fatti grandi, sempre amici siamo stati, io Banca Napoli eravamo impiegati, un giorno aveva bisogno di 1000 litri, con mio amico Gigino mi compitò e a 1000 litri mi prestava, ma poi come fu, e come non fu, non ci siamo visti più, ma roba 3 anni, ci incontriamo, ci abbracciamo e ci passiamo, e là per là, pigliai a 1000 litri pensiero, ma io stavo da una boletta a città, certe volte tra noi vecchi amici che si siamo sempre amati e stimati, ti pigliarti di una 1000 litri, ma te che non avevo, e non avevo letto incassato, però io come ti supplico, non un bar ho letto portato, e stavo da una boletta a città, però come accontentato si pigliava 7 litri di cioccolato, o caffè, o bertolini, facendo un sunnetto alla signorina,
innamorata che stava vicino alla retta, un uomo c'era in dierina, facendo l'impedimento all'udito. Gigino è diventato un pazzo di capricino, non mette un tavolino, non specchia fino, ma facendo strane, io non venette a me. I partiti per la verità non voleva papà, dice Gesù, ma tu sei uscito dalla pazzeria, non è la pazzetta salire. Dice si stima la compagnia porta, ma da di Teresa a Santa Lucia. A me non era pensato, a trattore mi portò, e quando a roba ordinò, si mangiava 7 piatti di fagioli che la pasta e lo diceva e basta. Si mangiava 6 polpette, provola, mozzarella, 2 banane e 3 spugliatelle, poi mi chiamava Cagliacci. Non intendo questi minacci che tu mi più sputo pazzi. Ma poi pensando a Milano, capisco, non prestai, ma siete zitti e non parlare, ma siete zitti e non parlare. Gli nascette dallo serio con una panza tanta, certo tali chiamavano da sia tutta città. E tutta Napoli volette girare, o Vomero, Bagnolo, Pusilla, che la sanità, arrivai in piazza Dante, o quando il nome si chiama 12.090, dice Gigi, stavolta tocca a te, certi sera non li metto a me, l'accidente non mi venette perché un pataterna non volete, dice Gigi, mi parla più a un altro 1 novembre, lì va da un'altra per sempre, certo donne tu sistema compagnia con mi ha portato a casa dove se non vuoi passare nuovi stasera, vuoi pensare e a casa non portare. Se mi chiama senza creanza, o meglio lì e a media stanza. I figli miei senza ragione, bunga da banca, ti pigliava scoppolone. Si mettete i miei cappelli, per un betto 7 ombrelle, poi uno si buccoia, a sorma si pazzaccoia, a moglie non mi sa abbracciare, si pasaia, e non potete più mettere la mano, sa che puoi sparare. Ma poi pensando a Mirolina, che Gigino non mi sta mai, mi siete zitta e non parlai, mi siete zitta e non parlai. Non mi lo dica, la musica è pure il cuore. Ma noi maestro, questo non l'abbiamo provato, eh? Prova. Questo è che le credo io. Un applauso al maestro! La domattina i maestri vado per una pimma ciambina. A me sto fatto mi pare strano, ma che è più grossa in una secca di un cane. Ci metto un mondo, una fatta lì, l'insetticida per la creoli, non può che poveri per le lì, ma dovrebbe stare di lì. A ieri mattina, sta piezza si era passata in da steccherelle, e l'ha pigliata per delicatezza e l'ha buttata in da monnezza. E mo finalmente che pace a beare, che soddisfazione mi ha pigliato, ma quasi quasi sta ancora immutato e va che strappa una bottiglia di spumante. Guardo gli occhi, sono ancora le 7, mo me ne torno di nuovo a letto, ma non appena mi sono bloccato, e a se sapevo ciò che sta ne no. Appiccia la luce, paravo un balcone, poi tramente mi infilo un vasone, non appena mi chiamo una giacchetta, che non mi sputa per dinare che. I come corre sta piezza di patente, ma rimane poco che mi stava dentro. I come corre proprio a mezzo di scala, abitano la mia davanti all'ospedale. E poi finalmente da acchiappato, che la coppa finestra da giuttare, e si muore solo questione di noi. A me mi sta pagando per piace su. Che solitudine stamattina,
senza la verniciare di lì. Quasi quasi mi alzo dal letto e ce ne cerco un ovino in bed. Grazie. Questo è un arrangiamento senza prove. Come volete sentire giù? Che me la faccio? Dobbiamo chiudere con indifferentemente, se siete d'accordo. Sì. La versione di indifferentemente. Maestro, indifferentemente. Cominciate questa Ma da luna tengo una mamma che nessuna tiene, mangia sabbia di mano, chi se vuole se gioca in casa. Questo è Mario Trevi, ramma che la capù. Tu mangi lentamente, ma non sai chi sono. Sono frati per panguente, per te piglia la pena, si taccina di mano, tu vai a Camposanto e mangi e bevi senza ma niente. E ride pure, va carogna di questo cuore, tu mangi senza dolore, non sono figlio a Dio come te, nata volta io più, come guarda malamente, non sai chi sono, frati per tanguente, per te piglia la pena, si raccide di mano, tu vai a Camposanto e mangi e bevi senza niente, indifferentemente, io ci a te. Grazie. Avete saltando. Allora, noi vogliamo ringraziarvi e speriamo che sia stato tutto di vostro gradimento. La mia impressione è che abbiamo trascorso una bellissima mattinata, un'oretta e qualcosa insieme che ci ha veramente arricchito. E quindi voglio ancora fare un applauso fortissimo a Salvatore Architravo e a Raffaele Traiola. Insieme ad Anna Maria Pasquale vogliamo darvi il prossimo appuntamento di Canzone Napoletana e dintorni, che è il 25. Il 25 gennaio con Simona Frasca che è qui, ci sarà la presentazione del volume Mixed by Harry, un'altra anomalia napoletana, e quindi vi invitiamo a venire sabato 25 perché anche quella è una storia molto interessante. Simona Frasca l'ha narrata. Probabilmente con uno dei fratelli Frattasio, è una storia, insomma, penso che siamo in pochi a non conoscerla, ma vale la pena ascoltarla nel dettaglio. E anche in quel caso aggiungo che anche la scelta di Mixed by Harry è in nella direzione dei dintorni, certo, perché magari potevamo scegliere qualcosa di più classico, accademico, insomma, legato alla musicologia, all'etnomusicologia, ma la scelta di Mixed by Harry, nonostante chiaramente non è un libro pubblicato adesso, no, insomma un mese fa, va in questa direzione. Poi quello che ci riconosciamo è che questo contesto aiuta molto, no? Poi l'interazione, quindi magari abbiamo la possibilità di approfondire con Simone, magari con uno dei fratelli, alcuni aspetti non ancora affrontati. Quindi grazie a tutti, grazie ci vediamo il 25. a voi, grazie, buona domenica, buon proseguimento.